Piace soprattutto per l'atteggiamento che abbiamo visto della squadra in campo. Dopo un primo momento di scetticismo, ma dovuto proprio alla non conoscenza dei metodi e degli schemi di gioco di questo nuovo allenatore, dopo la prima partita, soprattutto in occasione del grande derby vinto col Vicenza, ci siamo resi conto che tutto quello che lui aveva fatto intravedere si è veramente realizzato sul campo. Giovani che corrono con la bava alla bocca, che si danno da fare per 96 minuti, insomma hanno ricreato un ambiente che era da tanti anni che non si vedeva nel campi di calcio del Padova. Siamo secondi a un punto assieme appunto alla Feralpi che abbiamo ieri sera incontrato. E le premesse sono buone, vediamo che la squadra ormai ha una sua identità e speriamo che continui ad andare così. È sempre meglio che questi giovani abbiano sempre più voglia di mettersi in mostra, perché sono consapevoli che un'annata buona qui a Padova gli può aprire, a parte la promozione, speriamo, dei palcoscenici molto importanti. Poi, seguendo il tuo ragionamento, so che ieri, per esempio, c'erano moltissimi osservatori di squadre di Serie A, quindi è proprio tutto un traino tra tifosi, società, interesse che provoca l'entusiasmo che poi si vede anche negli spalti, perché ieri sera c'era anche una bellissima cornice di pubblico oltretutto.